Buon pomeriggio, eccoci qui, riprendiamo dunque questa giornata intensa con questa sessione pomeridiana che avrà 4 relazioni molto importanti e molto interessanti. Facciamo due relazioni, poi una pausa caffè e poi andiamo avanti. Dunque, ho il piacere e l'onore di invitare il primo nostro relatore, il primo l'ho nominato, Maurice Aymar, che ci parla del mare e dei mercanti. Prego, la parola, ecco qua. Grazie a tutti e tutte di essere presenti. Ho tentato di entrare nel cuore della discussione come l'ho concepita, cioè una discussione del senso del mare, e per questo ho scelto di partire dall'ambiguità del titolo che mi era stato affidato. Non l'ho scelto io, l'ho accettato perché mi piaceva, e ho tentato di analizzare questa ambiguità nella prospettiva stessa del nostro i mercanti, cioè guardare ai mercanti, alle loro attività commerciali come base non soltanto dell'economia veneziana, però anche della grandezza di tutte le qualità eminenti, di tutte le supremazie che concentra in sé lo Stato, di cui il nostro Presidente ci ha parlato stamane. E evidentemente il rapporto che essi mercanti hanno costruito, vissuto e trasmesso da generazione in generazione col mare, che è il loro orizzonte spaziale di lunga durata, che mi è sembrato di essere il centro, che doveva essere il centro del mio intervento. Abbiamo, e l'abbiamo già visto stamane, possiamo osservare un collegamento stretto, quasi simbiotico, che Alberto Tenenti aveva sottolineato nel suo testo, ricordando la formula che ricorre un po' dappertutto: pro commodo mercatorum et utilitate nostri comuni. Parole banali, visto che è ricorrente, però dove mi sembra che ogni parola ha un significato particolare. L'ultima, per chiamare lo Stato, sarà sostituita dopo con gli anni da parole come dominio, repubblica o città, urbs o civitas. Ma il possessivo noster, utilizzato prima di communis, dal genitivo, viene a ricordare che è sempre lo Stato, cioè il ceto dirigente, che parla di sé, e dunque nel suo nome parla il patriziato. Uno Stato che è attento a servire, a appoggiare e proteggere gli interessi, gli affari, i profitti dei mercanti, ma si situa sempre, o almeno finge di situarsi, ho un dubbio, su un piano diverso e infatti su un piano superiore. Una tale gerarchia, se ho letto bene i testi che ho potuto consultare, non è mai veramente rimessa in discussione. Dietro questo Stato ritroviamo la maggior parte del patriziato, che monopolizza il funzionamento amministrativo e politico dello Stato e che ne propone una lettura talvolta concreta, talvolta invece idealizzata, mitificata, senza parlare mai o quasi mai del mare come orizzonte delle sue, cioè del patriziato, delle sue attività commerciali, pure quando, come fra metà del 300 e prima metà del 500, sono membri del patriziato che controllano e dominano tutto il sistema
delle galere di mercato che viaggiano fra Mediterraneo orientale e occidentale, le Fiandre e l'Inghilterra, fino alla fine di quello che Alberto Tenenti e Corrado Vivanti avevano chiamato un sistema di navigazione. Sempre di più invece, e fino alla fine della Repubblica, questi membri del patriziato si ritrovano fra quelli che parlano e infatti scrivono e molto spesso pubblicano sulla base della loro esperienza sul mare, parlano di questo, ma non ne parlano come mercanti, per molto di più come comandanti delle galere della flotta, incaricate dalla polizia del mare, da cui derivano un'altra superiorità militare e non mercantile, acquisita al servizio dello Stato. Dunque forse ho avuto torto, mi sono ritrovato davanti a una forma di silenzio del patriziato su questo versante delle sue attività, mentre invece, pure quando questa attività viene impegnata a livello più alto dell'economia di scambi a lunga distanza, e a questo silenzio del patriziato corrisponde un silenzio identico dei medi e più piccoli mercanti. Pure loro non parlano quasi mai di loro come mercanti, ma almeno ci hanno lasciato una documentazione abbondante, diretta o indiretta, più o meno bene conservata, sulle loro decisioni, sulle loro scelte, sulle informazioni che ricevono o che mandano, sui progetti che hanno concepito, realizzato, abbandonato o che talvolta sono falliti. Ma questa documentazione è il più spesso dispersa e frammentata fra vari fondi archivistici conservati a Venezia o altrove, utilizzabile talvolta per identificare dei comportamenti e delle decisioni prese nello stesso periodo che possono, o che almeno pensiamo che possano essere considerate come rappresentative, valide per un certo ceto sociale, ma che non sono difficili da riunire intorno a un individuo, una famiglia, ai loro parenti e amici e alla somma completa delle attività commerciali in corso. Ho ripreso l'esempio del grande libro classico di Frédéric Lehn su Andrea Barbarigo, il caso del materiale che lui ci ha lasciato e che è stato conservato a noi e rimane ancora oggi una forma di eccezione senza equivalente della stessa qualità. Però non abbiamo nessun'altra scelta per cercare di identificare questo senso del mare profondo e non espresso e descritto, enunciato come tale del ceto mercantile, che cercare di ricostituirlo attraverso questa successione di atti quotidiani di cui tentare di ritrovare attraverso di questi atti una forma di logica, una concezione della vita, la concezione che potevano avere del mondo in cui loro operavano. Dunque ho scelto di tentare nel mio intervento di seguire alcune piste che possono permettere di identificare alcuni aspetti della mentalità del ceto mercantile, aspetti segnati profondamente dalla consolidazione del rapporto dei suoi membri col mare. Ne ho elencato nel mio riassunto alcuni, ho presentato alcuni di questi temi sul quale vorrei insistere adesso, dopo questa lunga
introduzione. Il mare per loro è prima di tutto uno spazio di azione mercantile, e però uno spazio che non è un dato fisso, uno spazio che cambia nel tempo. È uno spazio commerciale che è stato costruito attraverso i secoli con l'appoggio costante delle autorità politiche, però costruito dalle iniziative dei mercanti, riorientate, rielaborate dalle decisioni delle stesse autorità. Questo spazio ricopre al momento della sua maggiore estensione tutto il Mediterraneo dall'est verso l'ovest, Mar Nero compreso, e le coste atlantiche dell'Europa fino ai porti delle Fiandre e ai porti del sud dell'Inghilterra, Londra inclusa. Rimane soltanto fuori una larga parte del Mar del Nord e soprattutto il Baltico, che non è accessibile non è stato accessibile a questo momento, non fa parte dello spazio marittimo dei mercanti veneziani. E la costruzione di questo spazio mette in evidenza una incontestabile dinamica di espansione che ha contribuito a alimentare una coscienza di superiorità, di supremazia, di eccezionalità condivisa, anche costituiva la cultura comune dei ceti superiori della società e del potere, che essi ci vedono volentieri la confermazione e l'efficacità delle istituzioni e dei modi di governo della Repubblica. Ma è sicuro che questa coscienza, consapevolezza si è diffusa in una parte di sicuro molto più larga della società, che vive al quotidiano questo contatto con il mare e che vive anche dalla sua partecipazione alle attività navali. Questa coscienza, elemento del senso del mare, questa coscienza è anche una tradizione familiare, permette precisamente a un Andrea Barberigo di centrare dall'inizio, all'età mettiamo di 18 anni presso a poco, sul mare, centrare il mare come luogo per ricostituire la fortuna della famiglia, ridotto a niente dalla condanna del suo padre Niccolò, comandante della flotta delle galere di Alessandria nel 1517, e lui comincia dal livello più basso, aperto, accessibile per membri della piccola nobiltà con pochi soldi, comincia da servire come bowman of the quarterdeck. Non ho trovato la traduzione italiana e veneziana del titolo, pensa che corrisponde a arciero del ponte superiore. È lì che fa il suo primo apprendistato del mare e del commercio, prima di stabilizzarsi definitivamente a Venezia e di sviluppare in città la sua carriera importante, senza spostarsi, o soltanto molto più tardi, quando ha accumulato una fortuna sufficiente per andare a passare qualche settimana nella piccola terra che lui aveva potuto comprare sulla terraferma
come una manifestazione, una dimostrazione del suo successo di mercanti e farvi costruire una casa di campagna. E Louis VI, vale la pena sottolinearlo per l'epoca, perché molto spesso si dice che la transizione si è fatta più tardi, lui è riuscito a organizzare da Venezia la maggior parte delle sue operazioni commerciali tra il Mediterraneo e l'Europa del nord-ovest. Un capitolo, lo possiamo notare, che questi rapporti commerciali fra il Mediterraneo e l'Europa del nord-ovest è un capitolo che manca per motivi evidenti nel bilancio molto positivo presentato nel 1423 nel suo testo famoso dal doge Mocenigo degli scambi tramite Venezia, principale beneficiaria in termini di attività dei suoi mercanti, dei suoi marini e in termini di profitto finanziario e monetario accumulato fra il Mediterraneo, soprattutto orientale, e la Lombardia. Ma ogni racconto storico ha le sue regole che non sono soltanto retoriche. È normale di ritrovare dopo un'ascesa dei primi secoli, dopo un apogeo raggiunto fra 300 e inizio della prima metà del 500, è normale ritrovare una forma o l'altro di declino. Questo declino prende nel caso di Venezia una forma di riduzione dello Stato, di contrazione di questo spazio dove Venezia aveva raggiunto una libertà di intervento quasi dappertutto per i suoi mercanti, per le sue navi, per le sue galere mercantili, le galeasse, appoggiate, nel caso era necessario, dalle sue galere di combattimento, che avevano la responsabilità di assicurare, di garantire la polizia dei mari e la difesa delle sue posizioni. Questa riduzione, di cui le tappe sono conosciute e sono state scandite da disfatte militari nel Mediterraneo orientale, si prende una dimensione nuova quando alla frontiera fra 4 e 500 il mondo prende una dimensione molto più estesa e dove il gioco principale non si gioca più nel Mediterraneo o nei rapporti fra Mediterraneo e Europa nord-occidentale. Ricordiamo queste tappe, sono importanti. Prima Venezia si trova di fronte a un nuovo impero in piena espansione che occupa i spazi abbandonati dall'impero bizantino che Venezia aveva contribuito fortemente a abbattere, ma lo stesso impero ottomano occupa all'inizio, nel secondo decennio del 500, tutta la costa sud del Mediterraneo, quasi tutta, Marocco escluso, dal vicino e Medio Oriente fino al Maghreb, Algeria inclusa, e l'impero ottomano prende il controllo delle terre dell'Islam arabo. Le tappe sono allora la presa di Costantinopoli, la chiusura del Mar Nero in un primo tempo, dalla metà del 400 in poi. Poi, qualche decennio più tardi, la perdita del controllo dell'Egeo e la perdita di numerose posizioni veneziane sul versante, sulla costa occidentale
della penisola balcanica, dove Venezia perde una parte delle sue posizioni, tutto l'interland continentale passando sotto il controllo degli ottomani. Venezia, ne abbiamo parlato stamane, lo spazio veneziano viene limitato ormai a una catena di isole sulla costa orientale dell'Adriatico che gli permette importanti di controllare i sbocchi in punti d'arrivo sul mare di tutte le strade che vengono dal retroterra, Ragusa essendo finalmente la sola principale a conservare il controllo della sua. All'ovest invece, sugli oceani, il cambio di scala è dovuto sull'Atlantico a una serie di scoperte che sono il fatto prima dei navigatori genovesi e toscani passati al servizio della Spagna o anche dell'Inghilterra, basta citare Colombo, Verrazzano o i fratelli Cabotto. Però anche queste scoperte sono il fatto di navigatori portoghesi e tutti insieme questi innovatori sul cambio della storia del mare vanno a costruire 3 nuovi sistemi di navigazione intorno a 3 strade principali. Strada centrale, quella inaugurata da Cristoforo Colombo, strada settentrionale con i fratelli Cabotto e i loro successori, l'Atlantico Nord, e poi quella che ha colpito di più in un primo tempo, quella meridionale con i portoghesi, di cui che è stata preceduta, che è il punto d'arrivo di un lungo investimento nella scoperta dell'Atlantico Sud e della conoscenza dei venti e della costruzione di un sistema di navigazione per il quale la storia che è durato un mezzo secolo, e vi rimando al libro famoso di Vittorio Magalhães Godinho. E questo sistema di navigazione meridionale porta i portoghesi, da una parte in un primo tempo, a aprire l'accesso all'Oceano Indiano e dall'altra parte, un po' per caso, perché non era previsto, sono stati soltanto un po' troppo all'ovest a scoprire il Brasile, una scoperta che avrà anche lì un lungo futuro. Questo cambio di dimensione del mondo marittimo, Venezia, non volevo avere una formulazione troppo brutale, mi sembra che Venezia, il suo governo, il suo patriziato, i suoi mercanti, anche se sono stati colpiti e sorpresi, hanno scelto finalmente di subirlo piuttosto che di prendere la loro parte. Da questo punto di vista, il rifiuto della proposta portoghese fatta a Venezia di fare di Lisbona la scala principale delle spezie dell'Asia del Sud-Est ha una grande importanza. In un certo modo Venezia ha rifiutato l'Atlantico e le strade africane. Forse non l'ha capito, forse hanno pensato che non avevano nessun'altra scelta. Mi sembra che hanno a questo momento fatto una sorta di scommessa, che è stata vincente a scala della media della durata di 50 o 100 anni, cioè la scommessa che queste nuove strade circumafricane sarebbero seguite dalla ripresa che osserviamo infatti a partire dalla metà del Cinquecento
dei flussi di arrivo di spezie asiatiche via il Golfo Persico e il Mar Rosso, seguendo delle strade ormai controllate dall'impero ottomano. Ma la stessa scelta si è rivelata a più lungo termine una scelta negativa. Quando gli olandesi sono arrivati nel sud-est asiatico e hanno preso ai portoghesi il posto dei portoghesi, l'altra conseguenza è che Venezia ormai combatte sulla posizione difensiva di fronte agli ottomani. Assistiamo a una successione di guerre, di confronti militari, navali più che militari, spesso perdute, però più importante ancora, quando dopo una vittoria eccezionale celebrata nel modo che voi conoscete tutti, una vittoria eccezionale non ha conseguenze immediate, perché Venezia dopo la sua vittoria è la prima a capire la necessità assoluta per la sua economia, per il suo commercio, di concludere la pace il più rapidamente possibile, per riprendere dei scambi vitali per Venezia, e si rende conto che la sua assenza profitta soltanto a dei neutri e prima di tutto a Ragusa. E se andiamo più avanti nel tempo, vediamo che lunghi episodi guerrieri, come quelli della guerra di Candia, poi quella della Morea, vengono invece a attestare il contrario. I scambi hanno preso molta importanza e Venezia non ha più lo stesso bisogno urgente della pace per salvare i suoi commerci. Ma chi ha vinto finalmente? Non Venezia, non l'impero ottomano. La vittoria finale va all'Austria, che dopo lo scacco di Venezia, nell'assedio di Vienna nel 1683, inizia la sua riconquista del sud-est dell'Europa, ma si impone anche lì, nell'Adriatico, con Trieste, come una concorrente efficace. A questo dobbiamo aggiungere l'arrivo alla fine del Cinquecento e sempre di più nel Seicento, l'arrivo delle navi del nord Europa, inglesi, olandesi, anseatiche, a partire che arrivano sempre più numerose nel Mediterraneo, fanno ormai di Livorno il loro porto principale, dove vanno a depositare le loro merci prima di andare nella parte orientale, si fermano al ritorno a Messina e a Livorno, non passando più da Venezia. E in questo modo possiamo dire che questa contrazione dello spazio marittimo di Venezia si è giocato a scala dell'Europa del mondo alla fine del 400, a scala del Mediterraneo alla fine del 600, inizio 700, e a scala dell'Adriatico all'inizio del 700. E contro una realtà così evidente, la ripetizione della riaffermazione della proprietà di Venezia sul suo golfo non potrà far niente. Abbiamo discusso di recente le ultime ricerche di Guillaume Calafat sul diritto del mare. Solo il risultato è di far accettare a livello del diritto internazionale i limiti al principio della libera circolazione dei mari all'interno del dibattito
che era stato aperto intorno al grande testo di Grossio. E per andare più avanti, veramente osservare la fine, vorrei citare un testo molto più dalla fine del Settecento. Siamo nel 1693 fra Costantinopoli e Crimea, 15 anni dopo la riapertura ufficiale dei stretti al commercio europeo. E il bailo a Costantinopoli, Ferigo Foscari, che scrive alle autorità di Venezia che è stato informato che dall'ambasciatore veneziano a Pietroburgo, che era stato nominato per fare il suo lavoro sotto i suoi ordini a Costantinopoli, un suddito veneziano, non se ne sa di più, Pietro Maria Locatelli, che è stato nominato deputato assistente al Veneto Commercio nei Mar Neri e di Azov. Dunque ha preso i contatti necessari e trasmette, mandate da Kherson, la città che ha preceduto la fondazione 3 anni dopo di Odessa, con una fortuna molto, molto maggiore. E Locatelli scrive, dopo ringraziando evidentemente per l'onore, la responsabilità che gli è stata affidata, scrive quasi tutto il commercio di qui: Nikolaev, Ochakov, Sevastopoli, Koslov, Teodosia e Taganrog, tutte le città russe della nuova Russia, nuove dell'epoca, appena create, sono in mano, tutto il commercio è in mano dei greci dell'arcipelago e del continente. Ne è da stupirsi, poiché furono essi a stupirsi, a penetrare in quei due mari. Essi stessi hanno per tutti i luoghi stabiliti dei compagni capitalisti, più o meno importante di vedere, capitalisti nel senso detentori di capitali mercantili, e più o meno provvisti di magazzini. Questi nell'inverno acquistano grano, ferro, lane, lino, canape, sevi, cera gialla, caviale, pesce salato, pelli crudi e conci, eccetera, eccetera, per avere pronto il carico di esportazioni in primavera. E all'arrivo dei bastimenti, con l'importazione consistente in vini diversi, oli, frutti secchi e altre produzioni e manifatture delle proprie isole e luoghi forestieri. Queste le pongono nei suddetti loro magazzini, attendendo le ricerche dei compratori, onde poter vendere, eccetera, eccetera. E fanno evidentemente che fanno un profitto quasi garantito. In questa area, evidentemente, gli attori maggiori sono evidentemente, l'ho detto, i greci, che hanno la prima posizione, seguiti dagli austriaci, dai francesi, da genovesi, Venezia e infatti assenti. Dopo questi greci vengono gli imperiali austriaci, imperiali russi, ragusei, napoletani, sclavoni e greci delle isole suddite, Cefalonia molto importante, e pochi veneziani. Dunque, questo sarebbe il punto d'arrivo di questa lunga storia, e la creazione di Odessa non cambierà questa situazione. Vuol dire che la lunga storia della presa di coscienza di questa contrazione dello spazio marittimo, come è stata vissuta da Venezia, rimane per me ancora da scrivere.
evidentemente abbiamo una ricca messe di testi di rifiuto, di denegazione, di esaltazione del passato, anche di denuncia della passività reale o supposta del ceto mercantile e del patriziato veneziano, che preferiscono, lo sappiamo tutti, la terra ai rischi del commercio. Però dobbiamo fare anche l'inventario, sarà più limitato, però devono esistere dei testi che registrano la trasformazione di un contesto molto più generale. Per abbreviare ciò che volevo dire, dopo questo elemento che mi sembra centrale per una storia del senso di questo mare dei mercanti, insisterei su 2 o 3 aspetti di questo spazio come veniva organizzato. Il mare era organizzato come uno spazio di reti, di articolazione fra dei partner, come spazio di circolazione delle informazioni, dei prodotti, delle navi. Il controllo di questo spazio marittimo da parte dei mercanti è fondato non soltanto sulla circolazione delle navi e ancora di meno sulla circolazione dei mercanti, ma sulla creazione e sulla continuità di reti di corrispondenti, di soci, di partner, di informatori, di circolazione delle informazioni, tutte essenziali per prendere delle decisioni e necessarie anche per realizzare queste operazioni commerciali. Le abbiamo viste sotto la penna di Locatelli per la città nuova di Kherson, è valido dappertutto. Ci vogliono dei luoghi per ricevere le merci, per prenderli in deposito, per venderli e d'altra parte per comprare, rimanendo all'interno della scala dei prezzi che è stata comunicata loro, delle merci a caricare per il viaggio di ritorno il più rapidamente possibile. E vediamo ciò che vediamo attraverso soprattutto gli atti individuali, l'estrema attenzione data dai mercanti a questi sistemi di reti commerciali, talvolta fondate su dei rapporti familiari, talvolta no, però essenziale. Il mare non esiste come tale, è una costruzione sociale umana fondata su dei rapporti a lunga distanza, e mi fa ricordare il consiglio che mi dava il mio vecchio amico, purtroppo sparito, Denis Lombard, specialista dell'Asia del Sud, del Sud-Est, con il suo grande libro sul il Carrefour javanese, che mi diceva: fra noi storici dell'Asia e voi storici dell'Europa abbiamo un senso del tutto diverso dello spazio. Voi ragionate in termini di spazi territoriali, di stati territoriali. Noi ragioniamo in sistema di reti discontinui a lunga distanza, centinaia di chilometri, però è un modo diverso. Il Mediterraneo, al suo modo, è uno spazio di questo tipo, uno spazio di reti, e lì è una dimensione importante, mi sembra, del Mediterraneo di mercanti. Terzo elemento, cioè il problema del mare fra rischio, incertezza da una parte, sicurezza dall'altra parte. Qual che siano le precauzioni prese, le protezioni organizzate, la pratica molto generale della navigazione lungo le coste a prossimità immediata della terra, malgrado i progressi della costruzione navale, soprattutto per le navi cosiddette navi di alto bordo, però anche delle galere e delle galeazze fino al loro abbandono, malgrado la specializzazione delle varie categorie di navi, secondo il carico che devono trasportare, grano, sale, alume, pellegrini, prodotti preziosi,
il mare rimane per sempre il mondo del rischio. Per reagire al testo dell'ultimo intervento di stamane, io direi che la sposa, il mare, è sempre capace di ribellarsi e di farlo sentire e di tradire il suo sposo. E ciò porta a elaborare e a rispettare tutta una serie di procedure giuridiche e commerciali che hanno come scopo di limitare nel modo più razionale possibile questi rischi, dividendo al massimo i rischi di ognuno degli operatori, pur mantenendo per ognuno di loro un margine di profitto sufficiente. E questa divisione dei rischi vale per le navi stesse, che sono di proprietà di armatori, per le galeazze che vengono date in affitto dal Comune di Venezia a delle società di mercanti e finanzieri, vale per l'assicurazione corpo et noli, vale per la durata del viaggio per i prodotti, il cui prezzo di vendita all'arrivo è altamente variabile. Vi si aggiungono, per produrre la sicurezza, i prezzi garantiti, per esempio, dall'ufficio delle Biavi per i mercanti che si sono impegnati a importare del grano in città. Verrà pagato un prezzo superiore se arriva fra fine aprile e inizio maggio, o se invece arriva a giugno, quando il grano nuovo sta quasi pronto e i prezzi cominciano a calare. E lo stesso vale per tutti gli aiuti commerciali e finanziari delle autorità agli armatori per costruire delle navi, per le navi che trasportano il sale, un monopolio di approvvigionamento della Lombardia, eccetera, eccetera. E vale anche per delle forme di tolleranza, come quelle pratiche speculative di un Michele D'Alezze, di cui Alberto Tenenti con Fernand Braudel avevano analizzato le speculazioni sul fatto di caricare la lana di Valenza per venderla in condizioni migliori o comprarla in condizioni migliori e massimizzare il profitto. Non dimenticare, visto che parliamo del mare, non dimentichiamo le strade terrestri. Al momento stesso, dove Venezia tenta di attrarre i grani del Baltico, la famiglia Crestia del 1590-91, ma dove Venezia scopre, attraverso il suo mandante Ottobone in Polonia, scopre che, visto la chiusura del Baltico durante l'inverno, il modo più semplice e più rapido è ancora di comprare questi grani a Amsterdam, dove esistono dei stock importanti, una quantità di navi e anche dei circuiti di cambio monetario per pagarli, mentre la Polonia non è collegata direttamente per lettere di cambio con Venezia. Allo stesso momento le setterie di Venezia o di Milano prendono la strada di Cracovia, stato studiato tempo fa da Anton Monchak e da Adam Manikowski. Esattamente nei stessi decenni i rischi della pirateria uscocca avevano potuto portare a preferire la scala di Spalato, più sicura per dei scambi che portano con l'impero ottomano sempre di più su prodotti meno pesanti che il sale e il grano. Però non dimentichiamo che la famosa scelta della terra, che non è soltanto una forma di abbandono
delle attività a rischio del commercio marittimo e una forma di assicurazione, di garanzia per bilanciare tutti questi rischi. Sono consapevole che tutto ciò che ho raccontato è silenzio, fatto di silenzio, di conoscenze e di esperienze acquisite, di tecniche per controllare l'uso commerciale del mare, giocando nello stesso tempo sulle garanzie, però anche sugli obblighi collettivi e sulle possibilità che si presentano con le opportunità di massimizzare i suoi profitti individuali e talvolta a ignorare o a girare le regole stabilite nell'isolamento relativo che permette il mare, dove l'osservazione dei vicini è molto più limitata. Il mare dei mercanti diventa allora per gli attori uno spazio di libertà, dove i più potenti impongono le loro decisioni ai più deboli e dove le gerarchie economiche, sociali e politiche che dividono il mondo dei mercanti si manifestano in piena luce con tutta la loro forza. Grazie. Grazie Maurice Aymar. Dunque, il mare dei mercanti, una ampia e interessante relazione che aggiunge un ulteriore orizzonte alla nostra giornata. Adesso do subito la parola a Peter Schreiner, che ci parlerà dell'importanza navale di Venezia per l'impero bizantino. Dunque, andiamo alle origini. Alle origini di Venezia, sì. Spero che sia il primo, sì. Ah, che bello. E colleghi, amici, signore e signori, un argomento mio completamente diverso di quello che abbiamo sentito, ma fa parte naturalmente ugualmente dell'aspetto ricco del mare a Venezia e per Venezia. La domanda di cui ci occupiamo in questo contributo è semplice, è la seguente: come e perché la talassocratia veneziana è nata all'ombra di quella bizantina? Per poter dare una risposta ci dobbiamo concentrare sull'arco temporale compreso tra circa 800 e la fine del XII secolo, in particolare sulla marcia navale che conduce fino alla battaglia di Durazzo nel 1081. Una battaglia che costituisce una svolta storica per lo sviluppo dell'impero bizantino e forse anche una svolta storica per lo sviluppo di Venezia. Il parallelismo fra il settore nautico veneziano e quello bizantino si è sviluppato nello spazio di mare tra le due sponde adriatiche. La presenza di due poteri navali non ha finora mai suscitato l'interesse o il grande interesse o un interesse speciale della ricerca, né da parte bizantina né da parte veneziana, almeno per quanto riguarda il periodo iniziale. Alla storia navale di Venezia nei primi secoli della Repubblica non è mai stata prestata una grande attenzione perché sembrava una conseguenza naturale della sua posizione geografica. La storia della Marina italiana, opera famosa di Camillo Manfroni del 1899, tralascia in gran parte il fattore bizantino, quasi logicamente perché la ricerca storica bizantina in questi anni era ancora praticamente inesistente.
se si tralascia il piccolo riassunto di Heinrich Kelzer inserito nella storia della letteratura bizantina di Karl Grumbacher dal 1897. Friedrich Lane, malgrado il titolo Venice Maritime Republic dal 1973, dedica a questo spazio soltanto poche pagine, benché fosse stata necessaria un'analisi approfondita, perché questi secoli sono la base per lo sviluppo in futuro, per lo sviluppo navale di Venezia in futuro. I pochi eventi che si ritrovano nella storiografia veneziana di questi secoli, cioè Giovanni Diacono e molto più tardi imitato e ripetito in parte da Giovanni Diacono di Andrea Dandolo, debbono, e questo non è mai stato fatto, debbono essere inseriti nella rete della storia politica e ancora di più della storia amministrativa di Bisanzio. In un primo capitolo vogliamo riassumere la talassocratia bizantina, un capitolo poco noto anche tra i bizantinisti. La talassocratia bizantina dal VI secolo fino all'anno 1204, specialmente a proposito dello spazio ionio-adriatico. I primi storici arabi denominarono il mare Mediterraneo, questo è ben noto, mare romano. Questo vuol dire mare bizantino. La politica militare di Giustiniano ebbe come risultato anche che tutte le coste del Mediterraneo o si trovavano in mani bizantini o appartenevano a stati e popoli in buoni rapporti con l'imperatore di Costantinopoli. Si può parlare di una talassocrazia bizantina nel senso che la pace sul mare non fu disturbata, nonostante le piccole flotte locali dei Goti e dei Merovingi. Gli interessi politici degli imperatori dopo Giustiniano si concentrarono unicamente sulla difesa dei grandi territori in Asia Minore e oltre in Siria, vicino Oriente e nei Balcani, ossia la zona delle grandi guerre con Sasanide e gli Avari. La protezione del mare cadde in oblio perché non sembrava necessario un sistema di difesa per il mare quando le lotte e le battaglie avevano luogo sulla terra. Una flotta statale garantiva i rapporti con i territori dell'Occidente, la Sardegna, i Baleari e Cartagine, ed era presente nel Mar Nero, a cui ci dedichiamo in un altro contributo, Mar Nero, il Mare Nostrum dei bizantini fino alla caduta di Costantinopoli nei mani degli guerrieri della Quarta Crociata. La flotta non era armata contro un vero e proprio nemico. Esso entrò, questo vero e proprio nemico, entrò in scena nel quinto decennio del VII secolo, quando gli arabi scoprirono il mare. Essi riconobbero subito la lacuna causata dalla pace. Costruirono entro un decennio con l'aiuto di tecnici e operai bizantini una flotta da guerra che superò entro poco tempo quella piccola ed inefficiente dei bizantini. Questi fatti sono ben noti, direi, e non c'è bisogno di ripeterli in questa sede.
ci interessa in prima linea la risposta bizantina alla difesa. Nell'impero bizantino, diciamo verso l'anno 650, dopo 100 anni di pace, 550 sotto Giustiniano e altri 100 anni di pace. Mancava, dopo questi 100 anni di pace, mancava l'esperienza su come costruire e soprattutto amministrare una flotta di guerra. Nel periodo della grande occupazione navale di Costantinopoli tra 674 e 678, che finì non grazie a una flotta, ma grazie all'invenzione del fuoco greco, in questo periodo fu creata un'unità marittima per la protezione delle coste chiamata Carabisianoi. Si vede. Cioè, Carabisianoi vuol dire l'accente sulle navi, sulle Carabia. Aveva sede nell'Egeo e custodì in prima linea la via del mare verso est in direzione di Costantinopoli, ma anche, sebbene meno, quella verso il nord, il mare Ionico e Adriatico. L'esistenza di questa flotta centrale, di cui sappiamo nei fonti molto poco, è stata di breve durata e soltanto alcuni decenni. Al suo posto si creò un'unità militare proprio per le coste, analoga a quella già esistente per la terraferma, i famosi temi, e quelli si chiamavano temi del mare, una espressione del tema, una espressione del linguaggio amministrativo. Tralascio le particolarità dell'etimologia che è un po' discussa sempre. Il potere militare e civile si trovò, questo è il risultato, si trovò nelle mani di un generale militare e civile, di un generale che aveva il comando della flotta in una determinata zona amministrativa. Vediamo se viene. Sì. D'altra parte, certe località situate sul mare diventarono basi navali e capitali, eventualmente capitali, di un futuro tema navale. Caratteristiche per lo spazio ionico-adriatico cui ci rivolgiamo ora in prima linea. Già alla metà dell'VIII secolo venne fondato il tema di Cefalonia, lo vedrete sulla carta, il tema di Cefalonia sull'omonima isola alla cui flotta fu affidata la protezione dell'ingresso al mare Ionico e Adriatico. Nell'Adriatico furono attivate le vecchie basi navali, io l'ho qui segnalato con un punto rosso, le vecchie basi navali in prima linea sulla costa dalmata come Zara, Spalato, Ragusa, Bari, Brindisi, Dorazzo, quest'ultimo naturalmente di importanza particolare, dal momento in cui la via Ignazia fu di nuovo utilizzabile dopo l'invasione arabo-slava. Sì. Queste località sono menzionate, queste sono le nostre fonti, sui sigilli. Recentemente, l'abbiamo scoperto recentemente negli ultimi mezzo secolo, molti sigilli di generali di questa flotta, che non si chiamano ancora ammiragli, generali, o negli elenchi protocollari della corte di Costantinopoli, come queste città, sede di alti impiegati che avevano in mano
il comando della flotta locale, di una flotta locale. Alla fine però neanche queste misure della flotta locale e di queste teme lungo la costa del mare Adriatico e Ionico, neanche queste misure riuscirono a impedire la penetrazione araba negli mari. Già nel 824 Creta, l'isola centrale per tutte le operazioni nautiche, cadde in mano araba. Alla metà del IX secolo Pari fu per 3 decenni sede di un emirato e situazione o evento molto grave. Alla fine dello stesso secolo quasi tutte le città siciliane erano incorporate allo Stato acclapito. È stata, questa è una considerazione fondamentale, è stata la perdita della Sicilia ad aprire lo spazio adriatico alla flotta saracena, un spazio che le navi bizantine non ebbero più la forza di respingere. Perciò, già nel V decennio del IX secolo, sorsero i primi contatti menzionati nei fonti, forse c'erano anche prima contatti, ma ne sappiamo niente, i primi contatti menzionati nelle fonti tra Bisanzio e Venezia per aiuti navali. È il momento in cui Venezia entra nella politica internazionale dei poteri del Mediterraneo, cioè questi due poteri importanti, cioè Bisanzio e il Califfato, o al posto del Califfato meglio i diversi emirati con leggere relazioni con il Califfato, e non da parlare o non da dimenticare le tante bande dei pirati. Di questi svolgimenti parliamo più tardi in ordine cronologico, mentre seguiamo ora ancora per il momento la politica navale bizantina fino al passaggio dall'undicesimo al XII secolo. La politica bizantina rimane sempre dominata dagli interessi geopolitici generali, in cui prevaleva il rinforzamento militare dei territori orientali, cioè dell'Asia minore, e ancora di più prevaleva la difesa militare ed economica della capitale, cioè Costantinopoli, come cuore di questo sistema politico che si chiama Bisanzio o Roma orientale. In poche parole, la terra aveva sempre la priorità sul mare e la flotta è stata sempre serva degli interessi terrestri a Bisanzio. Questa è una frase di importanza fondamentale. Il mare contava sempre meno della terra, fino alla caduta di Costantinopoli nei mani dei turchi. Basta citare un solo esempio. La riconquista di Creta, che riuscì finalmente dopo più di 100 anni nel 961, è stata considerata da parte bizantina, nella politica bizantina, sempre più importante che quella di Sicilia, che non riuscì, e forse per questo non riuscì, perché Creta, lo si vede qui su questa carta, perché Creta costituiva la chiave per la navigazione libera ad est del Mediterraneo orientale. La massima priorità della terra è anche motivo centrale
adesso passiamo a un altro argomento importante, è il motivo centrale per il finanziamento della strategia bellica in generale a Bisanzio. Da questa prevalenza degli interessi terrestri dipese anche lo sviluppo della flotta militare di Venezia da un lato e la scomparsa di una flotta bizantina di rilievo. Vorrei sottolineare flotta bizantina di rilievo dall'altro. L'armata bizantina, via mare e via terra, veniva protetta da soldati che possedevano lotti di terra nelle province dai quali dipendeva il mantenimento della famiglia. Questi soldati erano sottomessi alla leva invece di pagare tasse, o almeno tutte le tasse, una grande parte delle tasse non sono stati obbligati di pagare. A questo sistema è subentrata già nel corso del X secolo lentamente e anche contro la legge. Non parliamo qui in questa sede come è stato possibile, è subentrata una fiscalizzazione del servizio militare e di conseguenza l'arruolamento di mercenari. L'armata centrale diretta da Costantinopoli prende il posto dell'esercito locale. Le province persero d'importanza, le grandi famiglie dei proprietari terrieri, che sono stati in gran parte allo stesso tempo anche i generali per terra e per mare, si trasferirono a Costantinopoli, dove la vita è stata molto più piacevole, e entrarono in servizio a corte. Grazie alle grandi, adesso siamo alla fine del X secolo, grazie alle grandi vittorie dell'imperatore Basilio, prima e dopo l'anno 1000, si riconquistarono le province siriane e i paesi balcanici. Non c'era più, come alla fine dell'impero di Giustiniano, non c'era più un nemico permanente. Il sistema militare dei temi sembrava inutile e crollò, buttandosi in suddivisioni fiscali e amministrative, ma non più militari, verso la metà dell'XI secolo. Anche, questa è la conseguenza, anche la protezione continua delle coste non aveva più nessuna importanza e venne dunque affidata a basi locali. Solo lo storico di oggi può valutare la scarsa perspicacia di una tale misura che ha permesso il veloce successo dei Normanni nell'Occidente e dei Selciuchide nell'Oriente. Nello stesso anno 1071 un imperatore fu fatto prigioniero del sultano perdendo una battaglia, quella famosa di Manzikert, quando, fatto naturalmente forse molto più noto qui, quando i Normanni presero Bari. La presa di Bari significò non soltanto la fine del dominio bizantino in Italia, ma anche l'inizio del declino della talassocratia bizantina nell'Adriatico e nel Ionio e per conseguenza aprì ai veneziani il cammino a Costantinopoli anche come obiettivo politico che fu finalmente raggiunto nel 1204. Il nostro rapido sguardo sulla politica navale e militare a Bisanzio lascia meglio comprendere, per questo l'ho fatto, lascia meglio comprendere l'importanza dei veneziani nei primi secoli della loro storia medievale.
Venezia, benché in quanto ducato costituisse una parte integrante dell'impero bizantino, non fu mai, per fortuna possiamo dire, non fu mai incorporata nell'ambito dell'amministrazione militare bizantina. Nessuna amministrazione bizantina fu incorporata, ma qui ci interessa quella militare. Perciò non fu mai dipendente delle decisioni, possiamo dire oggi false, fatte a Costantinopoli, mantenendo Venezia la sua neutralità militare con tutte le conseguenti opportunità. Nell'VIII secolo la forza navale di Venezia era ancora, sul punto di vista internazionale, senza importanza, perché sappiamo per esempio che si trattiva di una flotta statale guidata da uno stratega che aveva liberato Ravenna in occasione di un attacco langobardo nel 732. E ciò mostra inoltre, non senza interesse, che il centro del ducato bizantino, Ravenna, non disponeva più di una flotta locale. Una flotta veneziana degna di questo nome apparve nel corso del IX secolo. Per due secoli, due popoli si trovarono nel mirino della politica navale di Venezia, Narentani e Saraceni. La gente slava dei Narentani ha attaccato per decenni le isole dalmate e minacciato anche la laguna veneta senza che si parlasse nei fonti bizantini, nei fonti generali, ambedue parti, di una collaborazione con i bizantini nella difesa contro di loro. Anche i fonti bizantini non parlano mai di questa gente slava, lasciano tutta l'attività in questo settore del mare Adriatico ai veneziani. È unicamente una attività navale. La protezione delle isole dalmate aveva per Venezia sempre più importanza che la guerra contro i saraceni, perché sono stati molto più vicini e sempre presenti fino a un certo punto. Non c'è invece dubbio che ambedue teatri di guerra, con i naranteni e con i saraceni, abbiano stimolato decisivamente i lavori finalizzati a una flotta di guerra da parte dei veneziani. In prima linea, però, Venezia stava in questo settore sempre in collaborazione con Bisanzio. Un primo esempio si offre già nell'827, quando Michele II, imperatore bizantino, scioccato dagli attacchi degli Aglabiti in Sicilia e dalla presa di Taranto, chiede ai veneziani di mettere a disposizione navi di guerra proprio nel momento di una grande invasione narantena sulle isole dalmate. Giovanni Diacono dice in latino Tux, il doge Giustiniano Partecipatio, Tux ab imperatore requisitos quastam bellicosas naves contra Saracenos una cum Grecorum stolo destinavit. In un altro passo, tralasciamo qui l'ordine cronologico che non sempre è chiaro, in un altro passo lo storico veneziano Giovanni Diacono si spiega come segue. Requirente denuo Michele imperatores naves plurimas bello aptas in Siciliam miserunt. Già all'inizio del IX secolo Venezia è stata un fattore importante, indispensabile nel quadro della politica navale bizantina.
Giovanni Diacono dà in questo contesto anche informazioni tecniche sulla flotta veneziana. Queste, come io l'ho citato in latino, naves bello apte, si chiamano, dice Moro Grecorum, Zelandrie, cioè i ben noti Gelandia greca, Gelandion in singolare, nave di guerra simile ai dromoni e costruiti evidentemente a Venezia. Questo una illustrazione dalla famosa cronaca illustrata di Schilizia a Madrid, spesso pubblicato perché mostra l'uso del fuoco greco. La nave da cui è messa il fuoco greco è un dromone o un chelandio. Poi un altro, qui è detto esplosivamente, si parla nella cronaca di Schilizia di Chelandia, chi vanno in questa scena vanno in guerra contro la Sicilia. E questo è un disegno da un altro libro latino di Pietro di Eboli del XII secolo. Solo da darvi un'idea di questo tipo di nave. Da questo momento in poi, dunque la metà del IX secolo, i veneziani in possesso sicuramente di una flotta di guerra intrapresero escursioni navali anche indipendentemente dai bizantini, o almeno senza una collaborazione menzionata nei fonti, una collaborazione con i bizantini, come nell'871 a Taranto e l'anno seguente 872 contro i navi saraceni avanzate fino a Grado. Grazie all'aiuto tecnico bizantino, Venezia fu in grado di agire autonomicamente. Per decenni, così la situazione dei fonti, per decenni non abbiamo più notizie, nemmeno da parte bizantina, su imprese navali veneziane di rilievo nel mare Adriatico. Nel famoso contratto del 992 tra Bisanzio e Venezia, contratto mercantile unicamente, ci informa soltanto su facilitazioni commerciali. E certo, questa è una conclusione necessaria, questo contratto, e certo mi pare che non cade dal cielo senza nessun motivo. I bizantini non danno queste facilitazioni senza che ci siano obbligati, costretti da un altro. In questo caso i veneziani, come lo mostrano più tardi anche altri contratti dello stesso tipo. Possiamo perciò presumere che sia questo contratto di 992 il risultato di altre richieste militari da parte bizantina negli ultimi decenni del X secolo, anche quando esse non hanno lasciato tracce nelle fonti scritte. Negli anni 1200 e 1300 le navi veneziane proteggiavano le coste della Puglia mentre l'imperatore Basilio conduceva la guerra contro i bulgari. Sembra molto probabile che nei decenni in cui la lotta contro gli arabi e i bulgari aveva consumato tutte le forze, siamo nell'anno 1000, aveva consumato tutte le forze di Bisanzio, e non sia più esistita nessuna flotta bizantina vera e propria nella zona adriatica per mare, si tratta di un mare completamente in mano ai veneziani, intorno alla difesa o alle possibilità della difesa. La pace
sempre all'inizio dell'undicesimo secolo, la pace nella parte orientale del bacino mediterraneo, dopo le vittorie di Basilio II, fu terminata nel momento in cui i Normanni invasero improvvisamente l'Italia, improvvisamente da parte dei bizantini, e minacciarono i territori bizantini. La presa di Bari nel 1071, già menzionata, annunciò il loro cammino verso l'impero d'Oriente. 10 anni più tardi è arrivato però il momento critico, l'occupazione di Durazzo nell'estate 1081, Durazzo la porta d'entrata all'impero bizantino. E a questo evento ci rivolgiamo adesso brevemente, ci rivolgiamo adesso da un punto di vista puramente nautico-militare. La fonte principale, scusate, la fonte principale, sapete tutto, lo conoscete, questa opera, la famosa opera storiografica di Anna Comnena, e le sparse notizie analistiche della cronaca di Andrea Dandolo mostrano senza nessun dubbio un fattore importante nel nostro contesto. E questo fattore è che in quel momento, dunque alla fine dell'11° anno, in quel momento non vi erano navi bizantini ad assistere i veneziani. Abbiamo sottolineato sopra che già a partire dalla prima metà dell'11° secolo la politica militare bizantina con comando centrale a Costantinopoli aveva tralasciato la difesa delle frontiere marittime, nel caso del mare Adriatico completamente affidate ai veneziani. In un momento politicamente complesso a causa di un complotto di Stato messo in atto a Costantinopoli, che dobbiamo tralasciare in questa sede, il 1° aprile Alessio Comneno fu eletto imperatore. A metà giugno Alessio apprese che i Normanni, sotto il comando di Roberto il Guiscardo, si preparavano all'occupazione di Durazzo per mare e per terra. In conseguenza di questa notizia, dunque, a metà giugno, l'imperatore, una citazione da Anna Comnena, l'imperatore chiese aiuto ai veneziani, è un passo famoso, la delegazione bizantina, siamo a metà giugno, la delegazione bizantina, avendo in tasca, direi già le promesse che conosciamo da famosa Crisobulla che sarà emanato l'anno seguente, di cui parliamo ancora, giunse al più presto verso metà luglio nella città lagunare. La battaglia navale di Durazzo ebbe luogo, questa data è sicura, poco prima del 18 ottobre. Questa successione cronologica, che finora non è stata mai fatta, benché ben visibile nelle fonti, questa successione cronologica mostra che la flotta veneziana è stata subito pronta per partire, senza lunghe preparazioni. Ciò che è significativo in riferimento alla sua potenza e la sua superiorità in confronto non alla flotta bizantina che non è esistito più, ma in confronto a tutto il sistema navale bizantino. Questo naturalmente è un punto di vista molto veneziano, malgrado che sono un bizantinista. Anna Comnena dà una descrizione, piccolo momento, perché questo è molto illustrativo, questo è dal famoso ma poco conosciuto libro del Re Martin sull'archeologia della flotta veneziana, un libro uscito 20 anni fa, ma non si trova quasi in nessuna biblioteca. Anna Comnena dà una descrizione della tattica nautica veneziana
un passo mai studiato. Tutte l'hanno letto Anna Comnena, ma questo passo è passato su silenzio. La prima descrizione della tattica veneziana in una fonte, benché fonte bizantina. I veneziani, vedendo che il porto di Durazzo era bloccato dai Normanni, costruirono sul mare un cosiddetto porto marittimo. In greco si chiama pelagolimin. Certamente anche questo non è mai, gli storici non se ne sono mai resi conti, certamente imitando modelli bizantini per questo porto marittimo, perché diversi scritti nautici bizantini, che lascio adesso citandoli in pieno da parte, hanno già menzionato un tale tipo di porto. Le grandi navi, questa illustrazione dà una certa idea come non è dunque questo naturalmente non si tratta su questa illustrazione non si tratta della battaglia di Durazzo, ma solo di navi di guerra veneziani. Ma più o meno così mi immagino sono state anche i navi che sono state costruite in questo porto marittimo. Le grandi navi vennero legate l'uno all'altra come un muro, poi si costruirono, questo è adesso il testo di Anna Comnena, poi si costruirono sulle navi torri di legno su cui i veneziani alzarono a mezzo di corde piccole barche con soldati armati. Ma è tattica bizantina. I marinai segarono tronchi d'alberi a piccoli pezzi in cui conficcarono nodi di ferro. A seguito di queste preparazioni, raccorcia adesso il testo di Anna Comnena, a seguito di queste preparazioni i veneziani attendevano la flotta nemica normanna. I soldati armati sugli barchi in alto gettarono giù le travi ferrate, frantumarono così le navi normanne e fecero trionfare i veneziani con una tattica bizantina. Samuele Romanin, che dobbiamo sempre leggere, che è sempre interessante da leggerlo. Samuele Romanin, che ha letto il testo di Anna Comnena, afferma in più che i veneziani si fossero serviti anche del fuoco greco, ma non è vero, nessuna fonte ne parla. Questa è una pura invenzione di Romanin. Io lo dico soltanto in questa sede perché può essere che l'uno o l'altro tra voi ha già letto Romanin o ha l'intenzione di leggerlo adesso. Notevole è il fatto che nessuna nave greca venga menzionata in questa battaglia. Non c'erano. Un po' diverso, quando nel 1084 l'imperatore Alessio chiese di nuovo aiuto ai veneziani, Anna Comnena parla anche di navi bizantini. Ma quali navi avevano i bizantini, i greci, dico adesso, a disposizione? Sentiamo le parole di Anna Comnena. Alessio fece armare biremi, triremi ed ogni tipo di navi di corsari. Dunque una flotta nata dal nulla, incomparabile con le navi veneziane. Il passo dimostra chiaramente lo stato desolato della marina di guerra bizantina. Quando Boemondo occupò Durazzo di nuovo nel 1107, Anna Comnena menziona anche una flotta che suo padre avrebbe mandato in via eccezionale da Costantinopoli. Una flotta locale non è esistito più, viene da Costantinopoli. Evidentemente in mancanza di forze locali.
Essa non era, questa flotta bizantina, essa non era in grado di impedire il traffico di navi normanni sullo stretto tra Puglia e Leperi, così che Alessio dovette chiedere di nuovo al doce Stato Ordelaf, il famoso Ordelaf Falier, un aiuto che racconta Andrea, dandolo forse la risposta a questo aiuto, poi sono stato già parte della famosa Pala d'Oro. Mentre Anna trascura questa nuova richiesta del suo padre, come la principessa lo fa spesso anche altrove, quando un evento le sembra spiacevole per l'impero bizantino. Nel corso dell'XI secolo, se non prima, la flotta militare veneziana fu uno strumento indispensabile per l'impero bizantino e lo rimase anche nel XII secolo, fino alla rottura tra le due stati avvenuta nel 1171. L'aiuto che i veneziani diedero all'impero bizantino, mettendo a disposizione navi di guerra, ebbe anche effetti positivi per il commercio. Adesso parliamo finalmente anche un po' dei navi di commercio e dei mercanti. Positivi che era il commercio, una tematica spesso trattata e dunque inutile da ripetere in questa sede. Vogliamo invece sottolineare in quale misura i privilegi imperiali a causa dell'aiuto militare abbiano favorito la costruzione di una flotta commerciale. Il primo documento che si è conservato è la Crisobolla del 992, ma anche altre misure di supporto intraprese nel corso del IX secolo, che abbiamo sopra menzionato, non rimasero senza remunerazione. In maniera particolare, la Crisobulla emanata nel 1082 per l'aiuto ad Orazio, di cui abbiamo parlato, ha forzato il commercio e ha aumentato necessariamente il numero e la capacità dei navi mercantili. Nacque così la flotta veneziana di commercio a lunga distanza, come lo diciamo questa sede, una lunga flotta commerciale di distanza che non è mai esistita a Bisanzio. Anche questo non è tanto noto, questo fatto. Il privilegio del 1082 menziona esplicitamente 29 città aperte al commercio dei veneziani. Li ho segnalato qui in rosso anche per motivi di tempo, non abbiamo tanto tempo a disposizione. Io non li menziono queste città, ma guardate un po' sulla carta e lo vedrete, questi 9 punti, e siete sicuri che sono 29. Quasi tutte, tranne Tebe e Adrianopoli, situate sul mare e raggiungibili immediatamente senza strade via terra. È stato una crisobulla fatto esplicitamente per le necessità dei veneziani. Un controllo di documenti veneziani, altri documenti veneziani che io ho fatto già decenni fa, mostra anche diverse attività commerciali in altre 8 località, tra loro 5 su isole o situate sulla costa. Purtroppo mancano cifre sulle dimensioni di questa flotta nella Romania. Quando, come ci ho menzionato, l'imperatore Emanuele cacciò i veneziani nel 1171, la Historia Ducum Veneticorum parla di 20.000 persone
che sono state cacciate fuori, persone di nazionalità veneziana naturalmente, una informazione che purtroppo non permette di trarre conclusione su quante navi si trovassero in quel momento entro i confini dell'impero. È una statistica inutile, quante sono state sui navi, quante fuori le navi. Rimane questa ricerca rimane senza risultato. Io l'ho provato, ma non l'ho mai pubblicato, queste mie idee, perché non sono idee ma fantasie, sarebbero non idee ma fantasie. La vicinanza, l'ultimo piccolo capitolo, la vicinanza al mondo greco si evidenzia a Venezia in maniera particolare nel tesoro lessicologico marittimo. Manlio Cortellazzo, conoscete il famoso libro sull'influsso bizantino a Venezia, Manlio Cortellazzo enumera 48 denominazioni greche in relazione a costruzione di diversi tipi di nave. Fra loro, come ci ha detto già nel IX secolo, Tromoni e Chelandia. Come abbiamo visto sopra, i veneziani hanno imitato anche metodi della tattica navale bizantina, come a Durazzo il porto a mare. In relazione ai modelli di nave, recentemente, anche questa c'è bisogno di aggiungere, in relazione ai modelli di nave, recentemente, cioè quasi 20 anni fa, ma per la storia è sempre recentemente, scoperti a Costantinopoli, nei porti del mare di Marmara. Purtroppo la bibliografia, è ancora controllato la bibliografia turco-inglese, la bibliografia tace su una loro eventuale provenienza veneziana, ma io sono sicuro che molte di queste navi scavati in questa zona sono navi veneziane, abbiamo ancora le merci sui navi, eccetera. Questo sarebbe un altro punto di fare ricerche, ma per questo io non sono capace. Riassunto, conclusione, lo sviluppo della flotta bellica e della flotta commerciale a Venezia non è stato mai considerato in relazione alla politica militare a Bisanzio. Venezia, benché giuridicamente un ducato bizantino, non è mai stato parte dell'amministrazione militare bizantina. Bisanzio, a partire dalla Pax Giustiniana nel VI secolo, metà del VI secolo in poi, ha trascurato la protezione militare dei confini marittimi, affidando la cura per la difesa del mare nella zona adriatica ai veneziani, e ciò contribuì alla costruzione di una flotta da guerra di grande efficienza e all'imitazione di navi bizantine. Dopo il crollo del sistema amministrativo navale a Bisanzio, verso l'anno 1000, rimase, almeno nella zona adriatica, unicamente la flotta veneziana per proteggere le due sponde. D'altro canto, l'usufrutto dei privilegi bizantini concessi ai veneziani in remunerazione per l'aiuto militare ha favorito la crescita della flotta commerciale. In breve, ultima frase, la debolezza navale di Bisanzio ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo militare e commerciale a Venezia. Grazie per la pazienza. Grazie, veramente esaustivo per un tema della staffetta tra Venezia e Bisanzio. Grazie a Peter Schreiner. Sono le 4:20, facciamo una pausa di una ventina di minuti più o meno.